Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. E niente, viene la fine dell'anno, viene il periodo di Natale e io puntualmente mi trovo a commuovermi ogni volta con questa canzone di John Lennon e Yoko Ono del 1971, Happy Christmas, a very Merry Christmas and a Happy New Year, let's hope it's a good one, without any fear. E che sia un davvero dolce Natale e un felice anno nuovo. Speriamo sia un buon anno, senza alcuna paura. E questo è l'augurio che vi faccio a quest'ora, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera. Benvenuti a questa puntata numero 905 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questo è l'episodio di oggi, giovedì 19 di dicembre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net e ricordate che fesso chi non legge radiolibertà.net
radiolibertà.net, perché se non leggete radiolibertà.net vi perdete ovviamente niente po' di meno che liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, vi perdete la rassegna stampa di Semivarin e molto altro materiale ancora. Voglio salutare il nostro Lorenz Dumbria, che mi permette di proiettarmi stasera come tutte le sere alle vostre orecchie e ai vostri occhi. Avete ascoltato appunto John Lennon Happy Christmas 1971, ma adesso, essendo le 18, 13 minuti e una manciata di secondi, quasi quasi è il momento di diritto e rovescio, e torna ancora una volta lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Vai Lorenz. L'abbattimento della criminale dittatura di Assad in Siria ha fatto gioire comprensibilmente, oltre che i giordani, anche coloro che nel mondo si battono per il sistema delle libertà democratiche. Il rovesciamento di Assad è stata una sconfitta anche per la Federazione Russa e per i mullah iraniani che tenevano in piedi il dittatore siriano. Putin in particolare, grazie a questa sua occupazione della Siria, aveva messo le mani su 2 porti, trovando così uno sbocco sul Mediterraneo che prima gli mancava, piazzando in essi le sue navi militari. Per reazione e prudenza, Putin adesso, dopo il golpe in Siria, ha tolto le sue navi da questi 2 porti. Le ha portate a casa? Magari, le ha invece spostate nei porti libici, un paese che la Russia controlla militarmente. Oggi quindi la Russia, lungi dall'essere indebolita, è più potente di prima, dato che si colloca la sua flotta militare nel pieno centro del Mediterraneo. La conclusione è che non c'è mai limite al peggio. Appunto, come non essere d'accordo con Pierluigi Magnaschi, ora che ci ritroviamo la flotta russa praticamente in casa o comunque nel centro del Mediterraneo, proprio davanti ai nostri porti e segnatamente i porti della NATO, già che ci siamo. Bene, quali sono le nostre... Scusate, ma stasera l'avvio con Lennon mi ha un po' commosso, quindi mi sono un po' impappinato, ma detto ciò, quali sono i nostri soliti recapiti, a quali coordinate incrociamo? 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zap, oppure 0292947222 se volete dire la vostra per telefono. E allora diamo un'occhiatina alle agenzie questa sera, perché naturalmente le notizie pullulano, è vero, a quest'ora. Signore e signori, il paese finalmente riesce a respirare, perché Capodanno Roma, la sorpresa di Tony F, concerto il 31 dicembre al Palaeur, come anticipato dall'ADN Kronos, scrive l'ADN Kronos appunto come notizia di apertura. Lo show del Trapper ci sarà e come, ma non con l'organizzazione del Campidoglio. In queste ore intanto circolerebbe anche la peggiore delle ipotesi, l'annullamento del concertone romano. Ecco, vogliamo ricordare a chi ci sta ascoltando, ringrazio Laura Marinaro che oggi ha postato questa breve antologia dei versi alati di Tony F, ve ne leggo alcuni. Sono Tony, non ti guardo nemmeno, a 90 così neanche ti vedo, mi dici che sono un tipo violento però vieni solo quando ti meno. E ancora, prendi la tua troia, le serve una museruola, uff, uff, metti un guinzaglio alla tua ragazza, ci vede si comporta come una troia. Oppure prendo una bitch, diventa principessa, le ho messo un culo nuovo, le ho comprato una sesta. Arriva Tony, inizia il party, volano schiaffi e reggiseni da ogni parte. Con una sola botta faccio 2 gemelli, copro la mia puttana di gioielli, ma non sei la mia tipa, quindi niente anelli. Se vi scandalizzate, qualche anima bella vi dirà che molto probabilmente siete dei fascisti dediti alla censura, perché questa cosa, secondo alcuni è arte, secondo per esempio un fine intenditore quale Mahmoud, per esempio, fine cantore anche lui, naturalmente questa roba qua sarebbe arte, per cui non si poteva censurarla. Io non
Non voglio ulteriormente dilungarmi su questo personaggio e su questa roba, perché francamente è possibile che questo paese, in un momento storico come questo, debba stare a preoccuparsi di un trapper che va a fare il concerto all'Eur, sì oppure no, insomma. Però certo, mi piace che tanta di quella gente che dice la dignità delle donne, il sessismo, il patriarcato, però poi è altrettanto pronta a difendere questa presunta arte. In effetti, dire copro la mia puttana di gioielli è una frase che trasuda arte, che nemmeno, cioè domandarsi quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore, e niente a petto di copro la mia puttana di gioielli, effettivamente. Stile, classe e buon gusto, che qui non c'è. Ancora, sempre dall'ADN Kronos, Firenze, famiglia trovata morta in casa, ipotesi monossido di carbonio. Ucraina, Putin, negoziati con Zelensky solo se sarà rieletto. Vedrò Trump e Assad. Il presidente russo risponde alle domande nella conferenza di fine anno. La Russia vicina a raggiungere gli obiettivi. E Putin ricorda anche Berlusconi. Potessi ci prenderei un tè insieme. Sempre Ucraina-Russa, Putin è pazzo, ama uccidere, Trump stia con noi. Il presidente ucraino, voglio discutere col presidente eletto USA, spero mi capirà, e boccia la tregua ventilata da Orban come un'operazione DPR politica. Ma abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ah, benissimo, allora siamo pronti con il Qui Parlamento, sigla. Qui Parlamento. E allora io ho il piacere di trovare alle 18:20, puntualissima ed elegantissima come sempre, la senatrice Stefania Pucciarelli. Buonasera. Buonasera, comunque andiamo sulla fiducia, così a distanza diventa difficile poter dire che è elegantissima. Ma l'eleganza è un'attitudine, mia cara, quindi l'eleganza, diceva Giorgio Armani, è la capacità di farsi ricordare, per cui... Ok. Bene, passiamo alla politica politicata. Queste comunicazioni in Senato di Giorgia Meloni, come sono andate? Un suo parere? Ma come sono andate? Ma, dal punto di vista nostro come governo sono andate bene, anche perché di fatto abbiamo dimostrato, al di là poi delle critiche che ci sono state sulla mancanza o meno nei banchi del Parlamento, in modo particolare alla Camera, della presenza dei deputati della Lega, ma comunque c'erano delle motivazioni legate ai trasferimenti. Sono andate bene, abbiamo presentato una risoluzione di maggioranza con degli impegni ben precisi, un mandato ben preciso alla Presidente Meloni per il prossimo Consiglio europeo, e abbiamo assistito al solito teatrino dell'opposizione con quelli che sono attacchi sterili, con delle strumentalizzazioni a volte anche puerili, devo essere sincera, e di fatto comunque con la possibilità poi anche da parte dei singoli gruppi, in modo particolare anche il nostro, di poter comunque esternare delle criticità, e con quella che è un'analisi un po' della situazione attuale, in modo particolare dell'Unione Europea, che con questo Consiglio del 19 e 20 dicembre fa ufficialmente partire una nuova stagione con una commissione rinnovata, e quindi con la necessità di avere un'impronta completamente differente di quella che era la precedente legislatura. Purtroppo quello che appare un po' a tutti è che di fatto oggi siamo più fermi di prima, e quindi non mi sembra che siamo partiti con il piede giusto per dare risposte a tutte quelle che sono le emergenze che ci stanno circondando, da un punto di vista sia dei vari focolai di guerra che abbiamo attorno a noi, ma da un punto di vista anche della crisi economica della crisi economica che sta attraversando diverse nazioni, in modo particolare la Germania, la Francia, la Spagna, crisi anche da un punto di vista di stabilità di governo. Abbiamo visto cosa è accaduto di recente in Francia, le prossime elezioni in Germania, e l'unico governo stabile è proprio quello italiano, e che in questo momento può giocarsi comunque un ruolo di leadership, però di fatto non è che può
il governo italiano d'Italia far da sola, perché quello che è necessario è avere una Europa coesa nelle risposte che devono essere effettuate in prontezza. Ecco, la prontezza non è il concetto che noi possiamo attribuire a quello che è la risposta europea, perché vediamo che è lenta nella tempistica. Io proprio ieri, proprio in vista dell'aula dei lavori parlamentari, mi sono un po' riguardata quelli che erano gli altri dossier che avevamo per quanto riguarda i precedenti consigli europei. Se uno scorre quelli che sono i punti all'ordine del giorno sono gli stessi, e quindi ti rendi conto che questi punti rimangono dei punti all'ordine del giorno che tutte le volte vengono discussi, perché vuol dire che non sono stati portati a compimento. Ecco, il fallimento dell'Europa sta proprio in questo. Certo. Ecco, e a proposito di fallimento dell'Europa, visto che a maggior ragione in questo momento la Germania si trova ad andare a sperimentare lo shock delle elezioni anticipate, cosa che non avevano mai vissuto fino ad ora, e invece c'è la Francia con un governo che definirlo governo è fargli un complimento. Ecco, l'Italia come può giocare le sue carte in Europa e come può far sentire il suo peso a maggior ragione? Perché c'è stata anche tutta questa polemica, io credo anche sgradevole, sul povero Fitto e sull'opposizione che certo non gli è stata molto favorevole. Ecco, possiamo guardare un pochettino agli interessi di questo paese in Europa o dobbiamo continuare a calare la testa perché ce lo chiede l'Europa? Perché c'è una parte politica in questo paese che mi pare condizionata da questo refrain. Allora, diciamo, una parte politica, ahimè, sì, c'è, sta alle altre parti politiche ad alzare la testa, anche perché ci giochiamo veramente il futuro dell'Europa, ma ce lo giochiamo semplicemente anche perché la cosa è un po' passata in sordina, ma quanto è avvenuto anche in Romania per le recenti elezioni dovrebbe farci capire quello che sta succedendo attorno a noi e il pericolo che stanno correndo le varie democrazie nel momento in cui poi i vari paesi, nel momento in cui si sottopongono a un voto elettorale. Se questo voto è in pratica di gradimento, allora va bene, le elezioni sono valide. Se non sono di gradimento, allora rimettiamo tutto in discussione. E questi sono dei precedenti molto pericolosi, perché avevano provato anche comunque con l'attuale governo italiano, perché se ci ricordiamo il giorno dopo la vittoria del centrodestra, Sì. di per sé dovevano arrivare le peggiori cose proprio per questo nuovo governo. In realtà il governo ha dimostrato di saper amministrare, ha di fatto impostato delle politiche nonostante le difficoltà di bilancio legate in gran parte anche a quello che il buco che ci hanno lasciato con il 110, perché la realtà è che noi oggi abbiamo veramente difficoltà a non aumentare le tasse e comunque andare ad aiutare con delle misure che vanno ad aiutare il cittadino ad affrontare quello che è un rincaro dei prezzi dovuto anche a quello che è stato l'aumento dell'inflazione, in modo particolare dello scorso anno. Ecco, noi abbiamo dimostrato nei fatti di avere contezza di saper governare e il rinnovo poi della fiducia l'abbiamo poi anche rivista nelle successive tornate elettorali. E che cosa possiamo fare? Dobbiamo continuare a portare avanti quelle che sono le istanze italiane, lo dobbiamo fare in tutti i settori dove comunque c'è in atto una lotta a quelle che sono le nostre aziende, perché lo vediamo con il tema legato al prossimo accordo Mercosur, e anche su quello noi dovremmo stare molto attenti che non abbia poi delle ricadute negative sulle nostre imprese, le nostre aziende agricole, perché ci sarà un problema europeo ma in modo particolare italiano. C'è tutta la questione legata all'automotive, che comunque ha evidenziato in maniera chiara e netta che le politiche green fatte come sono state fatte hanno danneggiato quello che è il nostro tessuto economico, e la Germania comunque lo ha visto per prima, perché chi oggi sta soffrendo maggiormente è proprio la Germania. Poi sentirci dare delle lezioni dai 5 Stelle dicendo che loro erano di fronte ai cancelli di Stellantis, sebbene loro sono
parte della causa di Stellantis, perché di fatto non hanno salvaguardato quello che era un'azienda italiana. Potevano benissimo utilizzare Golden Power nel momento in cui si è paventata la cessione all'accordo con Peugeot. In realtà non hanno fatto nulla, anzi hanno erogato miliardi italiani che poi sono stati ridati in un secondo momento attraverso quelli che erano dividendi agli azionisti, con un'azienda che paga le tasse all'estero. Ecco, questa è la realtà dei fatti, quindi lezioni da queste persone non ne accettiamo nel modo più assoluto. Senta, domani a Palermo. Incrociamo le dita, perché sarebbe un precedente pericoloso. Fatto domani si decide se difendere i confini nazionali può essere considerato reato, e se un ministro nello svolgimento del proprio mandato conferito dagli elettori può essere messo in galera. Ecco, questo è un precedente che di fatto creerà un'immagine dell'Italia a livello internazionale non positivo. Esatto, è una cosa che condivido in pieno, e naturalmente non diciamo altro, null'altro aggiungiamo, perché domani avremo modo di raccontarvi in diretta per tutta la giornata quello che succederà in Sicilia. Vedremo che cosa succederà. Senatrice, allora, intanto grazie del suo tempo. Posso dirle buon Natale? O ormai è Certo. diventato scorretto dire anche buon Natale alla gente? Ma se è così lo diciamo ancora a più alta voce. Ecco, questa mi pare una buona risposta. Tanti auguri a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Grazie ancora e alla prossima. Buon Natale. Alla prossima, presto. Buonasera. Sera. Qui Parlamento. Sono quasi le 18:30, anzi sono le 18:30 ed è l'ora della lambretta, no? Quello era dopo la guerra, l'ora della lambretta. Ma cos'è che è la lambretta, Lorenz? Cavolo, mi fai sentire vecchio di migliaia di anni. Era lo scooter concorrente della Vespa, fatto qua a Milano. Qua dietro lo facevano, a Lambrate. Ora i capannoni che erano degli innocenti sono degli scheletri che si vedono dalla tangenziale, li hanno anche usati come deposito della monnezza nel corso degli anni, e c'è una rotatoria davanti allo stabilimento dove c'è una lambretta messa così, puntata in alto, e basta. Però devo dire la verità, i nostri degni avversari di Lambrate, perché io sono vespista, ma devo dire la verità, hanno saputo tenerci degnamente testa per 20 anni con un mezzo molto più complicato della Vespa, va detto pure quello. Va bene, pausa e dopo arriva Gabriella Ronza, Epos, volere e potere, secondo voi? Stiamo a sentire. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In una società in cui tutto è basato su parametri di ricchezza e di successo, quel che conta è avere potere. La storia umana è una storia costellata di lotte per il potere, di non accettazione dello status quo o di volontà morbosa nel cercare di mantenerlo. La mitologia è pregna di episodi che raccontano di conquiste del potere. L'esempio più palese è la Titanomachia, in cui si parla della sfida tra gli dei dell'Olimpo guidati da Zeus e i titani figli di Urano e Gea. Oggi assistiamo sempre più a una fascinazione del potere, che non sconfina in una ribellione ma in un'intrinseca invidia sociale, la quale non si configura in attivismo, ma in rassegnazione, tristezza e depressione. Il potere è trasformare la realtà secondo la propria volontà, agire su di essa, direzionarla e mutarla. Da bambini questa idea di potere si collegava alla magia. Si parla infatti di potere magico, ma in età adulta ci rendiamo conto che questa condizione è irrealistica, per cui riesce a darci potere qualsiasi cosa che modifica in qualche modo la nostra realtà, e ciò viene collegato ovviamente alla ricchezza, alla fama, cioè all'influenza economica e sociale.
I social, che si basano sull'immagine e non più sull'immaginazione dei bambini nel concetto di potere magico, mostrano questa ricchezza e questa fama donando alle persone che la rivelano potere di influenza. La fascinazione per il potere riguarda tutti, a prescindere dal sesso. Nelle nebbie di Avalon della Bradley, opera fantasy di grande successo, la storia di Re Artù è riscritta al femminile. Molti personaggi, come Viviana, Morgosa o Morgana stessa, maneggiano il potere, sia per ideali e buone cause, ma anche per amore del potere per il potere. E la storia non risulta migliore se scritta dalle donne. O pensiamo alla scena del Signore degli Anelli in cui Frodo offre a Galadriel l'unico anello. Lei, tentata, ricorda di non essere buona e pietosa, ma giusta, ieratica e distante. La sua perfezione è qualcosa in sé di terribile e lei stessa non accetta l'anello, poiché sarebbe potere che incontra potere ed è troppo pericoloso. Il potere deve essere anche collegato al concetto di dominio di sé. Per avere potere sugli altri si deve avere prima potere su se stessi, sui propri istinti e sulle proprie emozioni. Volere direzionare le proprie azioni su un obiettivo e avere potere su quelle azioni nei termini di istinti, sensazioni ed emozioni è già di per sé potere, nel senso puro del termine. Saprai comandare quando avrai imparato a ubbidire, affermava Solone, il politico ateniese del stesso secolo a.C. Parafrasando questa frase, dobbiamo saper ubbidire innanzitutto a noi stessi, alla nostra volontà. I miti hanno sempre offerto una sorta di giustificazione divina al potere. Creano un senso di appartenenza, di credenze comuni e rafforzano il potere di quelle tradizioni. Sono spesso stati usati per mobilitare le masse, sia in positivo che in negativo. Sono anche alla base del potere politico, perché molto spesso i politici usano slogan e stilemi derivanti direttamente dalle tradizioni mitologiche. Alla luce di ciò è evidente questo intrinseco rapporto tra potere e mitologia. Se avete altri esempi che si ricollegano a questa tematica, scriveteli nei commenti. Io vi lascio qui, mi scuso per la voce, sono molto raffreddata, come avrete sicuramente capito, e vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video. Se vi va, seguitemi, lasciate un like e seguitemi sui miei social, mi aiuta tantissimo. Grazie, un bacio. Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe. Andare, camminare, lavorare. I prepotenti tutti chiusi a chiave. I cani con i cani nei canili, le rose sui balconi, i gatti nei cortili. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Dai! Lavorare! E che cos'è questo fuoco? Pompieri, voi che siete seri, spegnete quest'incendio che divampa dentro i conventi, continuava poi la canzone di Piero Ciampi. Andare, camminare, lavorare, anno di grazia 1975, ed eccolo, elegantissimo come sempre lui, l'immenso, l'incommensurabile, lo stupendo Carlo Cambi, il nostro gran maestro. Gran maestro, assalamu alaikum. Gran Mufti, buonasera.
E ricordo sempre che il Gran Muftì Antonino Danna ce l'ha d'oro. Ricordiamo che ce l'ho d'oro, ma solo il microfono, lo vogliamo precisare perché lo vedete anche. Anche il carburatore dell'orto doppio corpo ha il suo perché. Sì, ha voglia se c'è il suo perché, ma anche un bel 6 cilindri a V di 60 gradi, Pensa che t'assicuro oggi mi che... sono deliziato a scrivere un'informativa per il mio direttore, che credo domani ci delizierà con un bel pezzo. Sì. Mi ha detto: Carlino, guarda, te che hai la memoria storica di Prodi, mi fai per favore un riassunto di tutte le volte in cui il nostro professore si è inchinato, perché mi servirebbe per fare un editoriale. E io, che sono un anziano collega che si occupava, giornalista economico, nel senso che costo molto poco, ho così ripreso i miei appunti di una vita professionale e mi sono divertito a rileggermi la storia della cessione Alfa Romeo. Ti posso dire la verità. Meriterebbe ormai non più un'inchiesta giudiziaria, perché evidentemente non ci sono più nei tempi, forse neanche i modi, ma una bella inchiesta giornalistica, sì. Cioè, io alla fine ho riguardato i miei appunti e mi ricordavo di questa cosa aspetta che c'ho la Meucci che mi chiama, aspetta un secondo. Non ti preoccupare. Nessuno si muova. Nessuno si muova. Aspetta, dove stai, Meucci? Porca miseria, eccola qua. Questo è il bello della diretta, signore e signori. Ecco. Ciao Meucci, dimmi. Pronto? Non mi sente? Vabbè, la richiamo io. Vabbè, niente, la richiamerò. Aspetta un secondo, va. Sì, anche perché ora sei sdraiato, Carlo. Ora sei sdraiato. Lo so, ma io devo chiamare un attimo la Meucci. Ah no, non la posso chiamare perché sono in diretta con te. Sì. Vabbè, no, ma se no possiamo sospendere, la chiami. Come no, è giornale, può aspettare. Dicevo, niente, ho riguardato i miei appunti e mi sono reso conto come posso dire, dell'inganno? No, forse... Mettiamola così, Carlo. All'epoca la giustificazione fu: vendiamo l'Alfa Romeo alla Fiat perché se arriva Ford passa lo straniero. Sì. Il peccato però che quello straniero garantiva alle classi dello Stato italiano, quindi dell'IRI, 4.000 miliardi di lire di prezzo Alfa Romeo, più 4.000 miliardi di investimenti sul rilancio di Alfa Romeo, quindi pagava 4.000 miliardi per Alfa Romeo, ci metteva sopra 4.000 miliardi con un raccordo decennale, e alla fine dei conti, fatti tutti i conti sulla Fiat, la Fiat ha pagato 400 miliardi. Bene. E l'ha pagata in 5 anni. Bene, praticamente regalata. Aspetta, ma si è portata a casa 200 miliardi di investimenti sull'Alfa Sud da parte del governo. Non è solo praticamente questo. Gli abbiamo regalato tutto. Non è solo questo. Si portò anche tutto un patrimonio tecnologico, con buona pace di Agnelli, che ebbe la sfacciataggine di dire ci siamo annessi una provincia debole. Un patrimonio tecnologico che, sebbene con tutte le limitazioni e i problemi degli ultimi anni, aveva sviluppato una serie di soluzioni tecnologiche che la Fiat non aveva. Guarda, la cosa più bella è scoprire che loro erano proprietari della Bosch, la quale Bosch, insieme a Magneti Marelli, che poi peraltro loro hanno venduto, aveva messo a punto il sistema Common Rail, che è, come sai, quello che consente di sviluppare la massima potenza dai motori diesel e che ha fatto la fortuna di Audi e BMW e di Mercedes, e loro se lo sono venduti. È vero. È vero, la Fiat non l'ha voluto industrializzare, eppure il concetto di Common Rail è stato sviluppato niente meno che nel 1980. Appunto. Quindi loro avevano un vantaggio tecnologico di circa 20 anni rispetto ai tedeschi. Sì.
E siccome il compagno Romiti voleva finanziarizzare tutto, motivo per cui poi mandò a fare in quel posto Ghidella, e niente, hanno svenduto patrimoni con buona pace del governo italiano incarnato dal signor Romano Prodi. Ora io racconto questa storia perché mi fa specie sentire sentire la Schlein che dice vigileremo su... Ma che vigilerete su Stellantis? Siete sempre stati servi, la parola giusta è servi della Fiat, servi. E veramente questi sono pezzi d'Italia, pezzi della storia recente di questo paese, che andrebbero tutti riscritti, tutti, perché abbiamo, come posso dire, avuto una classe politica che ha sgovernato questo paese per acquisire, come fossero degli accattoni, il consenso da coloro i quali li trattavano da parvenu. Questa è la verità. E poi vengono a fare le lezioni di superiorità morale. Guarda che è veramente una roba che dice: ma perché sei anticomunista? Per questo motivo. Per questo motivo. Sì. Perché non c'è dignità nell'azione politica. Scusa, ma questa mi continua a tormentare. Scusa un secondo. Non ti preoccupare. Ci risentiamo, richiamatemi fra un pochino. Va bene, senti Ciao. Lorenz, stacchiamo Ciao. la linea a Carlo che deve rispondere al telefono. C'era una telefonata in arrivo, la prendiamo nel caso. Intanto mi era arrivata anche una zappa dal nostro Luigi, ciao Luigi, che commentava Tony F e i suoi alati versi, la musica è arte, felicità nell'ascolto. Io non capisco come si possano produrre queste schifezze. Siamo in due, caro Luigi. Siamo in due, ladies and gentlemen. Che ora si è fatta nel mentre? Si sono fatte le 18, 45 minuti e 14 secondi in questo momento. In Francia dice la BBC che giustizia è stata fatta perché l'ex marito della povera Gisèle Pelicot, ricorderete che appunto Gisèle Pelicot è questa donna che per 20 anni, insomma negli ultimi 30 anni, scusate, è stata praticamente drogata e il marito la affittava, tra virgolette, se la faceva stuprare a persone che conosceva in rete e insomma venivano gentilmente invitati ad abusarne mentre lei appunto era drogata. Bene, il vecchio porco è stato giustamente mandato a mangiare galera, è stato condannato a 20 anni di galera. Dominique Pericot, 72 anni, scrive la BBC, è stato ritenuto colpevole di tutte le accuse rivoltegli da un giudice ad Avignone, nella Francia meridionale, e ha pianto in tribunale nel momento in cui è stato condannato alla pena edittale massima prevista per questo reato. Era in giudizio insieme con altri 50 uomini, ognuno dei quali è stato trovato colpevole di almeno una accusa, sebbene le loro condanne alla galera sono state inferiori rispetto a quello che gli inquirenti avevano richiesto. La signora Pelicot e i suoi figli sono apparsi senza alcuna emozione mentre i verdetti venivano letti dai giudici. Ogni tanto però guardando, lanciando delle occhiate agli accusati e mettendo le loro teste, appoggiando le loro teste contro il muro dell'aula di giustizia. Queste condanne hanno portato la fine al più grande processo per stupro mai celebrato in Francia fino ad oggi, che nel corso di oltre 3 mesi ha scioccato il paese e il mondo. Questa mattina, tra l'altro, la polizia ha chiuso le strade tutto attorno al tribunale per permettere di far entrare centinaia di persone che si erano presentate a offrire il loro appoggio alla signora Pelicot. Un grosso striscione con la scritta "Grazie Giselle" è stato srotolato su un muro che si trova davanti all'ingresso al tribunale. Sotto di essa alcune persone hanno cominciato a cantare "Stupratori, vi vediamo", nel momento in cui naturalmente arrivavano alla spicciolata
i vari accusati, i vari imputati poco prima dell'inizio dell'ultima seduta del processo. Parlando fuori dal tribunale a seguito delle condanne, la signora Pelicò ha detto che il processo è stato un giudizio molto difficile. Suo nipote, che insomma ha quasi 20 anni, era vicino a lei per la prima volta, un braccio sulla sua spalla mentre la donna parlava con i giornalisti. La voce della signora Pelicò si è incrinata soltanto una volta, quando ha detto di non essersi mai pentita della sua decisione di rendere il processo pubblico, così che la società potesse vedere quello che stava succedendo. La decisione della 72enne di rinunciare al suo diritto automatico all'anonimato è stata altamente inusuale, scrive ancora la BBC. La signora Pelicò ha seguito quasi ogni giorno il dibattimento, apparendo nella stessa aula di tribunale insieme a suo marito, che per 50 anni è stato legato a lei, dal quale adesso lei ha divorziato. I media francesi e di tutto il mondo hanno seguito il caso con crescente interesse e centinaia di giornalisti erano presenti in tribunale quest'oggi. Nel momento in cui la signora Pelicò ha parlato, centinaia di persone hanno intonato il suo nome e hanno cantato delle canzoni femministe. Lei ha dato il suo più profondo grazie ai suoi supporter e ha detto di aver avuto fiducia nella possibilità che ci possa essere un futuro migliore nel quale uomini e donne potranno vivere nel rispetto reciproco. L'ex marito della signora Pelicò, Dominique Pelicò appunto, che aveva già confessato i suoi crimini, è stato ritenuto colpevole di stupro aggravato ed è stato trovato anche colpevole di tentato stupro aggravato della moglie di uno dei suoi coimputati, Jean-Pierre Maréchal. Maréchal, che è stato descritto come il discepolo di Dominique, perché anche lui drogava e violentava sua moglie, ha drogato e violentato sua moglie per anni e ha invitato Dominique a fare lo stesso ed è stato incarcerato per 12 anni. Dominique Pelicot è stato anche ritenuto colpevole di aver scattato delle immagini indecenti di sua figlia, Caroline Darian, e delle sue nuore, scusate, Aurore e Céline. Insomma, un vero porco. Allora, possiamo tornare a Carlo Cambi? Ce lo riabbiamo? Eccoci! Se hai detto un vero porco e riappaio io. Ma no, Carlo! Diciamocelo. Ma no, Carlo, stavo parlando ovviamente del caso Pelicò. Tra l'altro la figlia credo che abbia scritto un libro, ha scritto un libro, e mi dicono che sia di rara intensità sto libro. Io non vorrei come dire, accentuare il voyeurismo che sempre si nasconde in queste vicende. Sì, decisamente. Però probabilmente se questo libro è scritto, come mi dicono, con una indignazione pura, in cui lei, la ragazza, parla di questo padre in maniera estremamente lucida, forse è un testo educativo, non lo so, vedremo di indagare su questo testo. E vabbè, sì, nel frattempo noi abbiamo trasmissioni come Belve e vedo i giornali pieni dei problemi di Teo Mammucca. Ti rendi conto che paese siamo, vero? Sì. Beh, anche dei problemi di Tony F. Di Tony F, sì. Cioè, noi abbiamo la flotta russa schierata in Libia e il problema è Tony F. Sì, no, abbiamo un altro piccolo problemino che, voglio dire, il signor Zelensky, io non so, ho letto che oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio si è arrabbiato perché dice che i giornali italiani, pubblicando questa notizia di Zelensky, hanno calcato la mano e dunque c'è una sorta di putinismo strisciante perché si sostiene ma di che? Il tema centrale è che Zelensky è inadatto a condurre l'Ucraina fuori da questa carneficina, da questa crisi. Tant'è vero, secondo me, Putin dice una cosa
straordinariamente incidente, di cui pochi hanno parlato oggi, quando dice: io tratto con Zelensky se Zelensky viene rieletto. Sì, l'ho detto nella conferenza stampa di fine anno. Appunto. Allora, la faccenda può apparire una, come posso dire, una scusa, in realtà nasconde un'enorme verità che noi abbiamo fatto finta che non ci fosse, ma che in realtà c'è. Il signor Zelensky è, tra virgolette, un governante abusivo, perché la sua presidenza è scaduta, a norma di statuto della Ucraina, le sue funzioni avrebbe dovuto assumerle, credo, il Presidente del Senato o della Camera, comunque il Presidente del Parlamento. Non sono state convocati i comizi elettorali per ovvie ragioni belliche, ma la domanda è: ma se un paese fa il campionato di calcio, partecipa ai campionati europei di canto, fa le rappresentazioni teatrali, siamo sicuri che non possa votare? Anche questo è vero. Altra domanda. Perché Putin sfida Zelensky dicendo se si fa rieleggere? Perché probabilmente è convinto che gli ucraini non lo vorrebbero rieleggere, e giustamente lui dice: se io devo mettere, giustamente, scusate l'espressione, insomma, se io mi devo mettere al tavolino, mi metto al tavolino con uno che è pienamente legittimato a trattare, giusto? Certo. Oppure tratto con qualcun altro che abbia la potestà di decidere. Ora, questo qualcun altro che abbia la potestà di decidere potrebbe essere, ad esempio, l'Unione Europea, che già doveva vigilare sugli accordi di Minsk, se n'è fregato. Il risultato è quello che abbiamo visto: 80.000 morti, 200 miliardi di aiuti cacciati all'Ucraina, eccetera, eccetera, eccetera. Ma domando: per quale motivo noi consideriamo che il signor Putin è un pessimo esempio di aggressione del diritto internazionale, di un paese per il diritto internazionale, e non consideriamo che i signori che a Gaza hanno sgozzato dei cittadini dello Stato di Israele possono invece sedersi al tavolo delle trattative, addirittura pretendendo delle scuse? C'è qualcuno che mi spiega questa differenza? Io francamente non la colgo. Tu la cogli? Lei la coglie? No, non la colgo nemmeno io. Ecco. Allora, secondo me è un'enorme presa in giro, come la cena che hanno fatto ieri sera da Rutte. Tra l'altro mi veniva una battuta da Fantozzi, evidentemente era una cena a Rutte libero. Direi. Per continuare a dire: noi ci proporremmo come forza di interposizione. Ma di che? Ma quando? E qual è la forza di interposizione? E dove sta la forza di interposizione dell'Europa? Cioè, questi fanno una fatica enorme ad ammettere ciò che tutti sanno, che su quello scacchiere l'Europa non conta nulla. Appunto. L'Europa non conta nulla. È drammatico dirlo, è durissimo ammetterlo, ma purtroppo l'Europa non conta nulla. Allora noi continuiamo a fare le sanzioni, incapaci di intavolare una benché minima rappresentanza dell'Europa efficace. Questa è la verità. Non è che tu puoi nel diritto internazionale, negli scambi diplomatici, sperare nella buona disponibilità del tuo interlocutore che ti autorizzi a diventare autorevole. Tu devi diventare autorevole. E mi pare che l'Europa non stia facendo assolutamente nulla per diventare autorevole. Nulla. Beh, anche perché in questo momento i paesi che si ritengono guida dell'Europa non ci sono di fatto. Appunto. Uno allora ha scoperto le gioie delle elezioni anticipate,
l'altro ha un governo a cui la Le Pen già gliel'ha giurata che gli vota la sfiducia. Quindi questi fino a giugno prossimo stanno impiccati. Ma gliela votano i francesi la sfiducia a sto governo. Cioè questi hanno un problema di bilancio pubblico che il nostro a confronto è come posso dire, ti sei dimenticato di pagare il caffè. Cioè c'è un tema che va affrontato in rapporto alla Francia, che è il tema del loro deficit. Il deficit francese, che viaggia intorno al 7% del PIL, denuncia non già, come succede all'Italia, un indebitamento stratificato negli anni, nei decenni, per irresponsabilità dei governi. L'esempio che facevamo prima sull'Alfa Romeo è uno degli elementi, ma insomma sono tantissimi. Ma l'Italia ha sempre dimostrato di avere un'economia capace di sostenere quel debito, con grandi sforzi, con grandi fatiche, con l'impoverimento complessivo della popolazione. Infatti. Però l'Italia... Ma se tu in un paese apparentemente sviluppato, anzi decisamente sviluppato, in costanza di una non crisi internazionale, perché non è che le condizioni in cui si trova oggi la Francia sono condizioni di turbolenza dei mercati, tale per cui è giustificata questo arretramento. La Francia schizza al 7% del rapporto deficit-PIL, vuol dire che c'è un problema di sistema economico, che è lo stesso problema che mutatis mutandis ha la Germania, solo che la Germania ha una capienza fiscale derivante dal suo bassissimo debito pubblico che mal che vada la butta a picche, tant'è vero che avrai notato che uno degli elementi di maggior dibattito in questa campagna elettorale sarà se far saltare o meno il divieto di fare deficit, no? Infatti. Però la Germania ha una capacità contributiva per fare fronte alla sua crisi. La Francia no, o perlomeno la Francia ce l'ha in maniera molto ridotta. Allora, se le cose stanno così, è difficilissimo ipotizzare che il governo messo su, diciamo, con le toppe da Macron regga quest'urto, anche perché da quel che capisco i francesi gliel'hanno giurata sulla riforma delle pensioni e certamente non tollerano un ulteriore giro di vite sulle tasse, anche perché le tasse in Francia non sono leggere. Stavo leggendo l'altro giorno Figaro e ho visto che una delle preoccupazioni più grosse sono un'eventuale patrimoniale, che anche in Francia pare che vada di moda come in Italia, e solo che i francesi sono già abbastanza gravati sulle case delle tasse. È vero che i francesi hanno molte meno case in proprietà di quelle che abbiamo noi italiani, ma insomma è anche vero che soprattutto nella Francia profonda, quella della provincia, per esempio penso alle regioni che confinano con l'Italia, penso a tutta la parte dell'Aquitania, a tutta la parte della Normandia, dove c'è anche una proprietà agricola diffusa. Le tasse patrimoniali sarebbero particolarmente incidenti. C'ha il problema enorme che gli sta sorgendo col Mercosur, perché i contadini francesi, a differenza dei contadini italiani, non stanno bonetti, stanno già lì pronti a rifare le manifestazioni di massa. Insomma, è un paese fortemente instabile. Detto questo, vuol dire che manca il pilastro fondamentale della politica estera europea, perché non ci dimentichiamo che la vera force de frappe, cioè la capacità di interdizione militare europea, è in larga misura in mano ai francesi, che sono quelli che hanno la bomba atomica, che sono quelli che hanno l'aviazione con i missili terra-aria, eccetera, eccetera. Vai. Carlo, Pausa. ti chiedo 10 secondi di stop. Vai. E torniamo subito. Vai. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci, caro Carlo. Tu parli giustamente di forze de frappe, perché
Prima ne avevamo 2 di potenze atomiche dichiarate in Europa, solo che una se n'è uscita e se n'è andata e se ne sta per i fatti suoi. Certo è magari che dal punto di vista dello scacchiere ucraino è il partner più affidabile per gli americani, ma di certo non fa parte del concerto dei paesi europei, anche se partecipa ovviamente alle riunioni della NATO, eccetera, eccetera, ma non fa parte del concerto dei paesi europei, che sono quelli che hanno sopportato l'onere finanziario maggiore, che potrebbero dover sopportare l'onere finanziario maggiore del mantenimento della pace, o perlomeno della tregua in Ucraina. Insomma, il tema è particolarmente delicato e lo stiamo liquidando come se fosse una partita a scacchi, vince Putin o vince Zelensky. È drammaticamente una cosa diversa e lo è in maniera fortemente incidente sull'economia dei nostri paesi, ma anche sulla stabilità dei nostri paesi. Io non credo che, come posso dire, le crisi che si stanno inseguendo nei governi europei non abbiano anche una qualche ragione da questa appunto fragilità dell'Europa nel proporsi sullo scacchiere internazionale. E sentire il sottosegretario della Presidenza del Consiglio italiano che strilla alla luna perché si sta diffondendo la falsa notizia secondo cui Zelensky avrebbe detto che non ce la fa a riconquistare il Donbass e che questo indebolisce la posizione europea della trattativa, mi fa un po' sorridere. A me pare di capire che la posizione europea nella trattativa proprio non ci sia. E mi preoccupa molto questo, non è che sono contento di questo, perché dimostra che insomma noi abbiamo non siamo in grado di dominare gli eventi. Detto questo, però, non si può nemmeno dire che Zelensky urla alla luna, perché Zelensky questa cosa l'ha detta e l'ha detta chiaramente. Ha detto: io non sono in grado, la Crimea l'ho già data per persa, ma il Donbass non sono in grado di tenerlo, di riprenderlo. E allora quella è, come posso dirti, il punto di caduta della trattativa. Secondo me Putin si mette a sedere al tavolino e dice: tutto quello che ho preso fino ad ora è roba mia, punto. Infatti. No? Come fai a convincerlo a non pigliare quella posizione? Lo puoi fare solo se hai adeguata forza, peso e prestigio per poterlo fare. Se per esempio dietro di te c'è Trump. Ma siccome Trump questa partita la vuole chiudere molto velocemente perché non è Biden, non ha interessi personali in Ucraina e vuole porre l'Europa, ecco una cosa che io non ho capito, perché i nostri governanti non comprendono che Trump userà la crisi ucraina per porre l'Europa di fronte alla responsabilità della sua debolezza. Cioè sarebbe come se tu vai a una trattativa tua accompagnato dalla persona che ti ha prestato la fideiussione e la persona che ti ha prestato la fideiussione dovesse fare fronte a un ulteriore tuo debito. La persona che ti ha prestato la fideiussione ti accompagna alla trattativa e dice: voglio vedere se tu sei in grado di produrre un reddito che soddisfa la mia fideiussione e compensa i debiti. Ma io non ho nessuna intenzione di darti altri quattrini e credo che questa sia la posizione che piglia Trump, il quale Trump ha invece un problema molto grosso di scacchiere, che è quello dell'Indo-Pacifico, nel quale probabilmente sarà costretto ad intervenire e quindi non ha nessuna intenzione di spendere quattrini sull'Ucraina. Tant'è vero che hai visto che si sta dando un sacco da fare la diplomazia americana per chiudere la vicenda israeliana, avendo dato a Israele, questo oggi va notato, il via libera all'aggressione degli Houthi, che significa aggressione diretta, quasi aggressione diretta sull'Iran. Certo. Cioè vuol dire che gli americani hanno detto agli israeliani: fate quello che dovete fare, e gli israeliani quello che devono fare lo sanno qual è: spianare. Lo sanno, sì, lo sanno.
E infatti mi pare che stiano spianando. Quindi dal punto di vista delle ricadute economiche, che sono le cose che interessano a noi quando discutiamo di questa cosa, secondo me l'instabilità ucraina all'Europa crea un problema, il Medio Oriente è un problema che risolvono gli israeliani. Tutto il resto si giocherà in sede di WTO, dove probabilmente Trump denuncerà la Cina, perché secondo me ha deciso che la guerra alla Cina gliela fa sul serio, e lì vediamo noi da che parte stiamo, o perlomeno se abbiamo la forza per stare su una parte o no, perché io comincio a avere dubbi che l'Europa abbia, in quanto Europa, la forza contrattuale per schierarsi in posizione di parità o con l'uno o con l'altro. Sicuramente, proprio questo è il problema. Ti posso dire che però oggi la cronaca ci suggerisce una notizia. Tu prima parlavi della disperata condizione di quella signora francese che sì. C'è un'altra notizia che voglio vedere domani come viene trattata, e che ha dato luogo a Salvini di essere particolarmente attento oggi, e gli faccio i complimenti a Salvini. Ed è la faccenda Open. Chissà perché Open Arms, magari c'è una qualche affinità, ed è il fatto che Renzi, la Boschi, Lotti, Carrai, eccetera, eccetera, sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato, dopo 5 anni di indagini su questa presunta fondazione che doveva aver fatto da collettore di tangenti a vantaggio di Matteo Renzi. Ora, a me Matteo Renzi non mi sta particolarmente simpatico, tranne che per una cosa, cioè che ti fa Fiorentina, ma onestamente dire che oggi è stato sconfitto il giustizialismo da parte di Renzi mi pare più che legittimo, e noto con grande soddisfazione che Matteo Salvini ha detto: siamo sempre stati garantisti, lo siamo a maggior ragione oggi. Mi auguro, e me lo augurerei pure io, che anche domani, quando ci sarà forse la sentenza su Matteo Salvini, questo garantismo venga, come dire, sancito, applicato, dichiarato, conclamato. È stupefacente che dal PD non si è levata una parola che sia una, ed è stupefacente, per esempio, che uno dei PM del caso Open, cioè questo qui di Salvini, sia lo stesso PM del Monte dei Paschi di Siena, quale è stato trasferito da Siena a Firenze, e a Siena c'è sempre il punto interrogativo sulla morte del povero David. Rimane il punto interrogativo se ci sia qualche colpevole, perché i processi hanno dimostrato fino adesso che nessun colpevole c'è stato per il dissesto del Monte dei Paschi di Siena. Questo è uno dei PM che, come dire, è entrato in quel tritacarne dei segreti del Monte dei Paschi di Siena, sai che si parlava di balletti verdi, di cose, eccetera, eccetera. Fa l'inchiesta Open contro Matteo Salvini, prende una batosta studenti che la metà, Matteo Salvini contro Matteo Renzi, scusa, prende una batosta studenti che la metà basta, e sta lì tranquillo e beato, con l'Associazione Nazionale Magistrati che annuncia scioperi, manifestazioni, eccetera, eccetera, e con un paese che non si pone il problema dell'incidenza di questa, tra virgolette, disobbedienza dei magistrati in termini e di tenuta democratica, ma soprattutto di tenuta economica. Noi a questa instabilità giudiziaria stiamo pagando dei prezzi altissimi, e mi piacerebbe che qualcuno se ne occupasse. Ecco, voglio dire, e di tutto questo non vedo traccia, non vedo discussione, non vedo Sabino Cassese ieri a Tagadà alla mia amica Tiziana Panella manca poco di piglia un colpo, perché gli ha smontato tutta la prosopopea del PD e della sinistra sulla legittimità dei magistrati che si rifiutano di applicare le leggi, e gli ha spiegato chiaramente: guarda, io sono stato giudice di Corte Costituzionale per 9 anni, io per 9 anni non ho scritto un articolo che sia uno.
mi sono astenuto da qualsiasi presa di posizione. Un conto è il confronto, un conto è l'ingerenza, e Sabino Cassese ha fatto capire chiaramente che a suo giudizio c'è in questo momento un'ingerenza intollerabile dell'Associazione Nazionale Magistrati rispetto alle prerogative del potere legislativo, cioè del Parlamento, e del potere esecutivo, cioè del governo. Ora, che tutto questo non arrivi fino al Quirinale, e di tutto questo non ci sia traccia nel dibattito politico, e di tutto questo non si discuta sui giornali, mi pare francamente deleterio. E perché faccio tutta questa pippa? Perché domani c'è la sentenza, dovrebbe esserci la sentenza che riguarda Matteo Salvini, e vediamo quale sarà il registro del commento agli esiti di questa sentenza. Esatto. Credo che sia dovere nostro dire oggi, non domani, che qualunque sentenza venga emessa è comunque un'ingerenza indebita della magistratura l'aver messo sotto processo un atto di governo in base alle leggi della Repubblica. Condivido. E si è creato un precedente pericoloso. Precedente pericolosissimo. Il fatto è che nessuno però valuta l'impatto economico di questa roba, che è un impatto devastante. Quando io oggi sento Musk che dice io non capisco questo processo a Salvini, e da imprenditore mi domando se l'Italia sia un paese affidabile, sai, se te lo dice l'uomo più geniale e più ricco del mondo, è probabilmente una perplessità che è condivisa da gran parte degli investitori internazionali, di cui abbiamo bisogno come il pane, e ai quali ci dovremmo rivolgere se, come io penso, l'Europa è arrivata al capolinea. E quindi tutta la prosopopea del fatto che, stando uniti, si hanno i soldi, i fondi per affrontare le sfide del domani, cade. Qui comincio a pensare che ogni paese deve ritornare a pensare ai fatti propri, e l'Italia è un paese fortemente attrattivo, se vogliamo, perché ha competenze molto elevate, perché ha capacità, perché ha centralità geografica, eccetera, eccetera, perché ha stabilità politica, ma purtroppo chiunque debba venire a investire in Italia ha due grossi punti interrogativi, che sono la burocrazia e la giustizia. Infatti. E per un imprenditore questi due sono elementi fondamentali. Mi stava raccontando l'altro giorno un signore che ha delle fabbriche metallurgiche sia in Italia che in America, mi ha detto: ma io sono molto tentato di chiudere le fabbriche italiane, nonostante le mie maestranze in Italia siano le migliori del mondo e mi abbiano consentito di ottenere dei primati commerciali che non avrei sicuramente potuto raggiungere se non avessi gli ingegneri, ma anche i carpentieri, ma anche gli operai italiani. Però ho chiesto di aprire uno stabilimento nuovo in Italia, sono 4 anni che attendo l'autorizzazione, ho aperto un altro stabilimento negli Stati Uniti d'America, ci ho messo 4 ore. Siamo sempre lì. Capito? Sì. E quindi, sai, quando poi vedi Landini che va in piazza incacchiato per una serie di motivi, quando vedi la Schlein che chiede il salario minimo, la domanda è: ma sarebbe il caso di cominciare a domandarsi se abbiamo un ambiente favorevole allo sviluppo industriale, sì o no? Ecco, queste sono le cose che stasera mi sentivo di doverti dire, ma tu non mi interloquisci e quindi io continuo il mio comizio. No, ma io interloquisco volentieri. Molto semplicemente io vedo che stiamo arrivando alla fine di questo secondo, ora si apre il terzo anno di questo governo che, insomma, ci ha promesso tutta una serie di cose. Io però mi rendo conto che più andiamo avanti e più viene fuori un fatto. E il fatto è che in questo paese esiste un ordinamento, un ordine, una realtà che non è frutto di libere elezioni, che non gode quindi della fiducia diretta del popolo che l'ha scelto con
con delle libere votazioni, e questo ordine però interviene ogni volta in cui il governo, che invece riposa su un'ampia maggioranza votata dal popolo italiano, ogni volta in cui il governo prova a fare qualcosa. Il governo ha provato a fare tutta la questione dei campi in Albania ed è stato bloccato. Il governo ha provato a occuparsi di confini e Salvini è finito sotto processo, anche se questi fatti risalgono a prima del governo Meloni. Il governo prova ogni giorno a fare qualcosa, però com'è, come non è, spunta un processo, spunta un'indagine, spunta un problema. Da ultimo abbiamo avuto anche l'ex responsabile dell'Agenzia delle Entrate che se n'è andato tutto incazzato, parlando della Poi necessità del... che si deve incazzare poi con se stesso. Appunto, parlando di senso civico, di questo, quello e quell'altro. E insomma, ma sto governo l'abbiamo eletto per far cosa? L'abbiamo votato, non eletto. Abbiamo votato per far cosa? Sta maggioranza in Parlamento per che cosa ci sta? Se di fatto non riesce a fare quello che promette, perché si trova davanti tutta una serie di realtà che, ripeto, non sono frutto di libere elezioni, che quindi non rispondono alle logiche o alla volontà popolare, le quali però intervengono e impediscono l'azione di governo. E allora cosa c'è da fare, Carlo? E poi posso dire una cosa, io ne ho le scatole piene di questo piagnisteo sulla autonomia differenziata. Io ieri guardavo i commenti sullo Statale Ionico. Lo Statale Ionico è una pagina comica calabrese su Facebook e si parlava appunto della classifica del Sole 24 Ore, che ha dato praticamente a tutte le province calabresi, esclusa Catanzaro, gli ultimi posti. Quella di Italia Oggi più o meno come valutazione è simile, e però io leggo sempre i soliti commenti fotocopia. È un complotto padano e le scrivono sul giornale perché così i ragazzi poi emigrano, se ne vanno. Ma noi abbiamo il sole, ma noi abbiamo il mare, ma noi viviamo meglio perché non abbiamo la vita stressante che hanno in Lombardia. Cioè, volevo far sapere una cosa a quelli che dicono che hanno il sole e il mare. Vi informo che il sole e il mare c'è pure a Cannes, che è in Costa Azzurra, se permettete. Il sole e il mare ci sono pure a Mykonos, alle Baleari, ad Alicante, a Malaga, dove c'è l'amico nostro Davis che ci ascolta tutte le sere, a Hurghada, a Tel Aviv se non piovono missili. Quindi voglio dire, dopo che ci vediamo 15 giorni ad agosto, gli altri 11 mesi che fate? La vogliamo finire con questo atteggiamento feudale, figlio di benefattori cosiddetti del Meridione d'Italia, votati in massa nel Meridione d'Italia, da cui si andava e si diceva votate per me che vi do il posto? Ma ce lo siamo scordato ce li siamo scordati quelli che andavano per esempio in processione sulla spiaggia a pescare da Ziremo, da Gaspari? Ce li siamo scordati, ce le siamo scordate le clientele della Prima Repubblica. Il Sud Italia purtroppo, e mi spiace dirlo, con questo atteggiamento feudale non andrà da nessuna parte. Cioè, se ti mettono ultimo in classifica, non è perché il destino cinico e baro o perché ce l'hanno con te, perché sono invidiosi di te, ma perché cazzo, se io sto male e vado all'ospedale di Vibo Valencia o all'ospedale a Cosenza o chissà dove, e mi sa che mi trattano un pochino diversamente rispetto all'ospedale a Magenta o a Milano. E io forse qualche domanda me la porrei prima di fare certi discorsi. Sì, e ti dirò di più, mi porrei anche un'altra domanda. Quanta responsabilità c'è in capo ai cittadini del Meridione, o una parte dei cittadini del Meridione, che hanno accettato il baratto del ti do l'elemosina ma tu non mi rompi le balle? Appunto. Il fatto che ti mancano le infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. Perché, vedi, quando si applaude al reddito di cittadinanza,
che pure ha una sua logica, vorrei che fosse chiaro, non è che dal punto di vista economico non ha una logica, ma deve essere un ammortizzatore, cioè deve essere quella roba che se ti chiude la fabbrica e tu hai un mutuo, ti do quel fiato che serve per andare a cercare un altro lavoro. Ma non può essere la accezione dell'elemosina feudale che ti concedeva il barone. Non è così. E allora la domanda è: ma quanta potenzialità dei territori meridionali, i meridionali stessi, hanno messo in campo? Perché vedi, quando io mi sento dire, a me è capitato nelle zone di Gioia Tauro, ma io perché dovrei cercare di vendere i miei mandaranci, i miei mandarini a di più se questi più di tanto non me li danno? E io gli dissi: ma puoi fare un consorzio fra produttori che hanno in mano il trasporto, che fanno direttamente i contratti all'estero senza passare attraverso il mediatore, che quando si presenta uno in campo e dice: ma deve dare da cassette perché mi servono pezzi tano, gli dici: le cassette se le paghi le prendi, se no non Siena. Non mi passa per la testa. Ecco, vedi, il tema del mezzogiorno secondo me è in larga misura un tema di disabitudine all'imprenditoria, che però è un tema che purtroppo riguarda tutto il paese. Vedi, io ieri stavo a Tagadà a chiacchierare sulla sanità ed è venuto fuori il solito ragionamento: bisogna che la sanità tenga conto dell'investimento in base al PIL. E io ho detto: ma voi non sentite quanto è feudale questo ragionamento? Dice: perché? È molto spiego. Ammettiamo che il PIL faccia più 10%. Sì. Siamo d'accordo che non può succedere, ma ammettiamo che lo faccia. In base al vostro ragionamento, la spesa dovrebbe moltiplicarsi per 10. Ed è sano questo ragionamento? O invece bisogna programmare la spesa sanitaria avendo ben presente quali sono le patologie prevalenti, quali sono le sacche demografiche sulle quali intervenire, ripristinando la sanità territoriale? La domanda è: ma perché dalla Calabria vanno a curarsi a Milano 6 medici che curano a Milano, sono ottimi professionisti calabresi andati a Milano? Sai perché? Perché? Perché probabilmente le infrastrutture territoriali della sanità calabrese non danno gli stessi standard di qualità di prestazione che trovano al nord. Allora il punto non è domandarsi se la spesa sanitaria è adeguata o no, è se la struttura sanitaria è adeguata o no, se la programmazione sanitaria è adeguata o no. Infatti. Lo stesso vale per la scuola, lo stesso vale per i trasporti, lo stesso vale per una serie infinita di cose che i meridionali hanno smesso di pretendere, accontentandosi di avere le mance in cambio. E diciamo così, hanno rinunciato ai diritti pur di non avere doveri. Così no, però, così non va. Così no, non va. Ma infatti secondo me persone come te, che hanno un grandissimo amore per la propria terra ed è meraviglioso questo suo attaccamento, ma hanno anche una capacità critica nei confronti della propria terra, come ce l'ho io per esempio. Noi ci dobbiamo impegnare a far crescere quella coscienza civile, a far crescere quell'idea che a diritto corrisponde, anzi a dovere corrisponde diritto. E sai, loro hanno votato in massa al 40% il Movimento 5 Stelle, che gli ha raccontato esattamente il contrario, che esiste un diritto a prescindere, e lo stesso sta facendo Landini, in qualche modo sta facendo la Schlein, che insegue quel vecchio populismo, e
questo è un paese che non se lo può più permettere, anzi, che siccome se l'è troppo permesso, ha scaricato su mia figlia, su tua figlia e sui figli dei tuoi amici che stanno in meridione un fardello insostenibile. Infatti. E quindi bisogna ripartire avendo la consapevolezza delle potenzialità dell'Italia, e prima di tutto le potenzialità del meridione, ma con la medesima consapevolezza che non esiste l'albero dei denari di Pinocchio, tant'è vero che poi il gatto e la volpe i denari li hanno portati via. Appunto. O glieli volevano portare via, questo è il tema. Esattamente, il tema è questo, il problema è che quando tu poni questo tema, ed è anche il motivo per il quale io non vado più a fare riunioni di famiglia natalizie, pasquali, io evito come la morte cose del genere, perché non ho voglia di stare a litigare in questo periodo con gente che poi mi dice vabbè ma tu te ne sei andato, ci vuole coraggio invece a restare qua, voi altri una volta che andate là vi dimenticate quello che siete stati. Ecco, queste puttanate, siccome io non ho tempo per queste puttanate, evito quindi di fare 1300 chilometri per andare a sentirmele dire. Però detto ciò, qualcosa deve cambiare. Qualcosa deve cambiare. 10 secondi di pausa e torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci, Antonino Danna e Carlo Cambi per l'ufficio Cambi alle 19:29 minuti e 31 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Si stava parlando appunto di autonomia differenziata e di speranze per questo nuovo anno. Ecco, una speranza per questo nuovo anno, Carlo. A parte il fatto che io ho una sete, a quest'ora ti confesso avrei desiderio di bermi un bicchiere d'acqua che manco ne ha idea. Comunque. Vabbè, tanto ora fra 5 minuti ci salutiamo. La speranza c'è. Le speranze in realtà sono tre. La prima, la signora Lagarde ha cominciato a capire che se continua a tenere alto il costo del denaro, anche se l'ha già abbassato, ammazza definitivamente l'economia, e in questo momento, siccome Francia e Germania stanno con le pezze al sedere, è bene allentare. Quindi se lei allenta, noi abbiamo una buona possibilità di far crescere il nostro PIL. La seconda speranza, che nonostante tutto Giorgetti ha tenuto i conti in ordine e quindi noi ci possiamo presentare in Europa senza sentirci rimproverare, ma recitando una parte molto importante, perché in questo momento siamo l'unico paese che regge l'Europa, di quelli ovviamente pesanti, di quelli che contano, insomma gli altri ovviamente. La terza speranza è che l'arrivo di Trump determinerà finalmente la morte della globalizzazione farisaica, che è quella nella quale la Cina ha prosperato e ci ha ridotto sul lastrico. Apro parentesi, Prodi porta entrambe le responsabilità, sia quella dell'Europa sia quella dell'apertura alla Cina, perché fu il primo a chiedere che la Cina entrasse nel WTO senza condizioni, firmando nel 2000, quindi un anno prima che la Cina entrasse nel WTO, un accordo di libero scambio con la Cina, chiudo parentesi, e quindi se questa globalizzazione farisaica viene meno e si comincia a riragionare per blocchi di interesse, la nostra capacità di esportazione schizzerà in alto, avendo cura di dire alla Germania che ci siamo stancati del suo surplus, di quel dazio indiretto che lei ha posto a tutta l'Europa, ingessando le economie col patto di stabilità e facendo lei sui mercati internazionali quello che più le piaceva. Queste tre condizioni, a fronte di un paese che ha una forte flessibilità produttiva derivante dalle PMI, che sono state bastonate fino adesso ma che ora hanno alzato la voce, e se un paio di partiti come Forza Italia e la Lega si intestano di nuovo diventare gli alfieri dei centri produttivi, questo paese ha di fronte a sé, considerando anche l'incidenza del PNRR,
un paio d'anni, 2025-2026, in cui può crescere sufficientemente per dare ai cittadini il senso di una speranza. Scusate, questa è la radio che amo, la solidarietà tra colleghi. Pierluigi Pellegrin, te lo dico pubblicamente, che tu sia benedetto. Mi ha portato un po' d'acqua. Grazie Pelle, buon Natale. Ma Pellegrin ti doveva portare una fiasca di San Colombano, visto che stai a Milano. Ottimo vino rosso a base di Barbera. Che ci beviamo stasera, E Carlo? Stasera penso che con quello che c'ho, che dovrebbe essere un prosciuttino di Dosvaldo, cioè prosciutto friulano semi-affumicato, ci metterò sopra un Pinot Bianco del Friuli, del Coglio. Buono. Senti Carlo, ma diciamoci una cosa, va, perché tu sì, sei un mezzo litro d'acqua. Bello il maglione però con le trecce, ti sta da Dio. Grazie, mi scuso, ma io purtroppo bevo acqua come una turbo diesel, proprio, sai, quelle vecchie argenta dei primi anni '80, quella roba lì. Io purtroppo non ho fatto il carico d'acqua prima di andare in onda, e quindi sai, quando arrivi verso quest'ora è un po' problematico. Scusate, mi scuso anche con gli ascoltatori che mi hanno visto eventualmente, ma è bellissimo. Se posso citare l'esimio maestro Giovanni Bivona, grazie che ho bevuto. Per i più giovani. Una notizia che arriva adesso dalla Germania. Pare che la Mercedes stia per azzerare tutti i vertici aziendali. Cioè. E questo è molto grave. Questo è molto grave, questa crisi, guarda, la cosa che mi fa più rabbia, sai qual è? La cosa che mi fa veramente più rabbia è il fatto che ci siamo inflitti da soli questa autodistruzione. Sì. Noi siamo come quello che va in bicicletta e si mette il bastone tra le ruote da solo. Sì, o come quello che per fare dispetto alla consorte se virò, esatto, applica la cesoia, non so come dire. Cioè noi potevamo tranquillamente continuare a sviluppare i motori endotermici, andare verso motori sempre più puliti, sempre più tecnologici. Sicuramente noi continueremo a farlo, attenzione, perché ma io scusami se mi permette Antonio, io mi ricordo la storia della 147, che era la 127 che la Fiat produceva in Brasile, apro parentesi, in Brasile c'era il più grande stabilimento produttivo della Fiat del mondo, che andava ad alcol, e per 10 anni, 12 anni credo, la Fiat con quella 147 ha monopolizzato il mercato argentino e brasiliano. Evidentemente si può andare con i biocarburanti senza incidere più che tanto, avendo delle tecnologie consolidate. Non si capisce perché abbiamo voluto fare sto piacere ai cinesi. Non so. Per andare appresso a Greta. Per andare appresso a Greta. Quindi siamo cretini. Estremamente cretini, ma io me ne fotto, continuerò a bruciare benzina fino a che sarà lecito. Non c'è problema, guarda. Ne ho tanta di benzina da bruciare, io arretrata. Tra l'altro, in tutto questo emerge che il 2024 è stato l'anno dove si è consumato più carbone in assoluto. Ecco, tanto per gradire la pulizia dell'aria, no? Esatto. Vabbè. Straordinario davvero, guarda. Straordinario davvero, cosa da mettersi a piangere. Carlo, allora, io ti ringrazio come ogni giovedì. Voglio augurarti buon Natale. Anche a te, tanti auguri, ci sentiamo non all'anno nuovo perché io sarò via fino al 6 di gennaio, però poi dopo ci vediamo col 2025. Va bene, che sia un anno migliore per tutti, che è la cosa più importante. Che il Signore vi protegga, un abbraccio Grazie. A tutti i tuoi cari e ovviamente buon Natale e tanti auguri a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie ancora. Ciao. Sigla. Ciao. Avete ascoltato Ufficio Cambi.
ed era il 1957 quando Bobby Helms cantava Jingle Bell Rock. Le 19:39 minuti e 35 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di giovedì 19 di dicembre del 2024 di Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659. Abbiamo una telefonata, Lawrence. E allora, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Bonsoir à tout le monde, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bien? Voilà. Va bien. E Antonino, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti su Radio Libertà, la talk radio. Però io ti posso dare solo 2 minuti perché c'è una telefonata in coda dopo di te, vai. Ah, ok. Vabbè, fammi andare con il mio editoriale, sarò stringato. Vai. Il punto di Michele Caruso. A Bruxelles esordio di Costa come nuovo Presidente del Consiglio, confronto sulle crisi globali, Zelensky, Trump intensificherà gli sforzi per la pace. L'Unione guarda alla nuova situazione politica USA, Meloni sui migranti, sostenere modello Albania, Orban il piano di pace per Kiev, cioè prendere o lasciare. Zelensky difficile il sostegno senza gli USA. Zelensky dice che l'Unione Europea e gli USA si siedano al tavolo al momento opportuno. La riunione del Consiglio Europeo ha sottolineato che Europa e America devono essere al tavolo delle trattative quando sarà il momento. L'Unione Europea, come l'Ucraina, deve partecipare ai colloqui da una posizione di forza. Solo sforzi coordinati possono portare una pace duratura, non una pausa tout court che Putin sfrutterebbe per guadagnare tempo. Scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Abbiamo avuto un problema col telefono. C'è qualcos'altro? C'è altro al telefono? Pronto, chi è là? Eccoci. Pronto? Sì. Antonino? Intanto un saluto e un grazie a voi di tutta la redazione, un caro buon Natale. Buon Natale a te, Maurizio amico mio. Garaveno in questo caso. Volevo sollecitare, perché volevo parlare anche con Viviani, ma domani non ci sono e venerdì non riuscivo. Per quanto riguarda un grosso parco eolico che vogliono mettere di fronte al mare a Ravenna, in mezzo al mare. Ed è una cosa che non se ne parla molto, ma per me si sta costruendo un obbrobrio e ne ho già parlato anche con i pescatori e altro. Ecco, saranno circa 85 chilometri quadrati con circa 75 megaturbine. Pensa, Antonino, che saranno ognuna alta 170 metri e avranno un rotore del diametro di 260 metri ognuna e saranno 75 in mezzo al mare, a 10 miglia dalla costa ravennate. In più, cosa faranno? Ci sarà anche un parco fotovoltaico galleggiante immenso e di questo viene a costruire con una spesa che sarà oltre circa 2 miliardi e 200 mila euro questo nuovo mega impianto, e non se ne parla. Questo era già stato concordato con De Pascale, che adesso è diventato presidente dell'Emilia Romagna, e è venuto anche Salvini a firmarlo. Però detto questo, mi sembra una cosa molto molto grave, anche perché nel contempo viene anche fatto, sai che a Ravenna verrà instaurato e sta arrivando in questi giorni il degassificatore, sì, con un grosso problema. Ecco, pensa che su un fondale di 12 metri, ne parlavo con i pescatori, ci mettono una nave che ne pesca 10, ma a parte questo faranno una diga frangiflutti di cemento in mezzo al mare, lunga 900 metri e larga 23. Quindi per proteggere dalle mareggiate questa nave che rischia poi di toccare con vari problemi. Quindi io dico, la gente, anche i miei amici a Ravenna, ex romagnoli e quant'altro, credo che ne parlino poco e tutti fanno finta di niente. Stiamo costruendo un mostro quando si possono ormai avvicinare altre alternative.
Questo perché, parlando con i pescatori di varie cooperative che ci sono, poi avranno già interdetti alla pesca di tutto, e quindi con i rischi delle navi. Noi abbiamo un grosso porto a Ravenna, le navi devono passare lì, prima o poi è un rischio di andarci a sbattere, di fare dei grossi problemi. E soprattutto, ripeto, saranno 75 alte colonne in fondo al mare, ancorate sul fondo del mare, 170 metri alte una, e con un rotore di 260. Ecco, cominciamo a pensare a questa cosa qui, quando nel sud, in Sardegna, sappiamo che c'è un grosso problema di accettare anche questo tipo di alternativa. Ecco. Cosa ne pensi? Penso che bisognerà tenere gli occhi aperti e ti sono grato per questa telefonata, che comunque segnalerò a Lorenzo Viviani. Grazie. Abbiamo un'altra telefonata in coda. Forza, pronto, chi è là, che siamo in chiusura? Pronto, Dan? Sì, Mario. Ciao. Auguri di buon Natale a te e Anche a famiglia, te, tutti quanti. Dimmi tutto. Allora, approfittare di questo momento. Carta e penna, ce l'hai davanti? Sì, ce l'ho. Allora guarda, 3 domande che avrei voluto fare a Cambi, ma posso fare anche a te, ma non è che sei meno di Cambi, perché ho tentato prima. Allora, ti dico come va a finire il fatto di Salvini. Sì. Non perché io abbia particolari qualità profetiche, sono uno stronzo qualsiasi io. Allora, quello che io voglio dire è questo, che lui in primo grado verrà condannato. Come dicono a Palermo, noi siamo del sud originari, intanto sarà mascariato, cioè, hai capito che voglio dire mascariato? Sì, intanto gli danno una condanna, poi in appello e in Cassazione, che arriverà fra 4-5 anni, sarà assolto. Intanto però i grandi giornali, la pressione dell'opinione pubblica, la loro opinione pubblica, lo chiameranno sui giornali, vedrai, il Fatto Quotidiano sarà sempre il pregiudicato, come fecero con Berlusconi, anche se poi sarà assolto. E quindi gli rimane la stigma, capito, del pregiudicato, del condannato. E alla fine è il logoramento da parte di certa magistratura di questo governo, perché già un ministro è saltato perché è un pirla lui, e San Giuliano è un pirla, come dicono a Milano. Il secondo sarà Salvini, va bene, che lo costringeranno, nonostante che dicono che lo proteggeranno, però intanto avrà un'immagine mascariata, la sua immagine sarà rivalutata fra 4-5 anni, va bene, e il terzo a febbraio o marzo faranno fuori la Santanchè. Quindi già sono 3 ministri saltati, non calcolo Fitto perché quello è passato a un altro incarico, quindi non si è dimesso per altri motivi. Quindi sono già 3 ministri che salteranno. E questo è la mia profezia per domani. Quindi da dopodomani il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio non chiamerà più Salvini, lo chiamerà il pregiudicato, come parlava di Berlusconi. Poi fra 4-5 anni tutto dimenticato e sarà assolto. E questa è la prima. Secondo, non se ne sta parlando abbastanza in questa radio libera, finalmente, dell'inchiesta e praticamente come è messo male, va bene, come inguaiato Report e Ranucci con la storia dei dossier e con la storia di Striano e di tutto quanto. Questo ci avevano già tanti sospetti su Ranucci e su Report e i loro legami con i servizi segreti. Questo si sa, riuscivano ad avere. Quello che hanno fatto, caro Danna, l'altra domenica, la carognata di mettere in onda una telefonata privata della moglie di San Giuliano, quello non è giornalismo, quello è infamia. Non so se tu sei d'accordo. Ampiamente, vai avanti. Terzo, gli israeliani stanno sempre, diciamo, un passo avanti rispetto agli altri, almeno di 20 anni. 5 anni fa hanno avuto un problema di grande, diciamo, immigrazione interna. Allora hanno risolto che cosa? Dando del denaro a chi se ne voleva andare. Per me l'unica soluzione, e sono riuscito a risolvere il problema, l'unica soluzione per risolvere il problema degli immigrati illegali clandestini, che in Italia sono 600.000, è quello di dargli del denaro per andarsene via, come sta facendo la Svezia, come sta facendo l'Olanda, e adesso buon'ultima l'Austria. La Svezia addirittura ha offerto 30.000 euro a chi se ne va, vabbè, non dico di offrire quella, ma facciamo conto che su 600.000 immigrati clandestini
che abbiamo in Italia, solo un terzo accetta questa proposta, già tu elimini 200.000 persone dall'Italia. Non so se mi spiego. Cioè l'unico modo per risolvere il problema dell'immigrazione clandestina è dare a quelli che stanno qui senza fare un cazzo dalla mattina alla sera dei soldi, come stanno facendo tutti i paesi europei. Hanno capito che è praticamente la soluzione, come ha fatto Israele 5 anni fa. Gli israeliani, tu mi insegni, stanno sempre 20 anni avanti rispetto agli altri. Offrire del denaro per andarsene. Questo. Ciao caro. Israele però non ha magistrature che fanno ricorsi contro. Questa è la differenza. Nel nostro caso diverrebbe un incentivo a venire. Venite tutti che vi diamo 30.000 euro e ve ne tornate più ricchi di prima. E qui mi sembra che a questo punto le cose vadano un pochettino fuori senso. Noi chiudiamo qua, ci salutiamo con Raffaella Carrà, Buon Natale del 1984, appuntamento domani alle 17.30 con Chilometro Zoom, e seguiremo ovviamente i casi del processo Open Arms in quel di Palermo. Grazie a tutti e malgrado tutto ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato